al medesimo tempo delle istanze che ci sono in Sardegna e l'abbiamo pensato quindi come la politica come uno strumento collettivo, con metodi nuovi che dessero veramente una differenza, che costruissero una differenza. Abbiamo accumulato forza, 1200 firme, 50 fra incontri territoriali e tematici, abbiamo costruito un laboratorio di politica per chi molto spesso non aveva mai pensato di partecipare a una discussione politica. Abbiamo puntato sull'inclusività e non ci siamo limitati a questo, non siamo stati da bella casetta inclusiva per chiunque, ma abbiamo strutturato lotte, percorso battaglie esistenti in Sardegna, le battaglie di questi ultimi 3 anni. Abbiamo fatto delle prese di posizione molto anche scomode, come quella contro la spartizione clientelare dei fondi pubblici, con la quale abbiamo promosso una petizione. Abbiamo costruito un percorso condiviso per il cambiamento della legge elettorale, per il referendum sul lavoro. Insomma, sono tante le strade che abbiamo percorso e l'abbiamo fatto con radicalità e proposta pragmatica, perché non era semplicemente dichiarazione di principio, ma trovare anche gli strumenti, essere credibili nei confronti di chi vuole vedere la ciccia, come si dice. E il congresso che cos'è per noi? È un passo importante, ma è un nuovo inizio, non è la fine di nulla, è un inizio all'interno di un percorso che sta sviluppando e, come avete potuto vedere al di fuori di questi momenti, abbiamo cercato di non fare un congresso grigio, ma abbiamo provato a fare un mix di necessità, diciamo, burocratiche con tavoli di lavoro, con una discussione francamente aperta, molto plurale all'interno dei gruppi, e con l'idea proprio di continuare a perseguire questa idea del movimento piattaforma, del movimento che si struttura per gemmazione, che prova a valorizzare le differenze. E lo spazio, noi abbiamo fatto uno sforzo con questo congresso, andare oltre la contingenza, andare oltre l'idea che si debba parlare esclusivamente di ciò che è successo ieri, del fatto politico del giorno, perché molto spesso, quantomeno chi ha assistito come me a diversi momenti politici, è una litania di cose che succedono, guardi le problematiche e non guardi, come dire, la visione di lungo termine, una visione organica di lungo termine. E quindi abbiamo provato a fare questo per sprovincializzare la nostra analisi, perché, come dire, siamo in Sardegna, sì, ma siamo al centro del mondo anche noi, nel bene e nel male. Siamo al centro di processi globali, sui quali arriverò fra poco. E avere una visione sulla trasformazione globale, su ciò che influisce direttamente sulle nostre vite, sulla nostra terra, è quanto di più importante se vuoi fare un movimento che ha una prospettiva di trasformazione politica e sociale non di 3 anni, non alle prossime elezioni regionali, ma da qua ai prossimi 20 anni, 30 anni. L'idea delle trasformazioni strutturali, di un blocco storico da costruire nella nostra terra. E questo quindi l'abbiamo fatto con fatica, ma anche per dirci una cosa: la storia si può cambiare, perché se ci si rassegna al cinismo e all'idea che tanto, andiamo e troveremo posto nei movimenti, nei partiti che amministrano l'esistente, ma noi non siamo nati per questo. C'era un grande equivoco quando siamo nati. Questi qua saranno sostanzialmente le sardine, o saranno le sardine in salsa sarda, o saranno l'ennesimo movimento piccolino che prova a fare testimonianza. Abbiamo un po' messo in critica, abbiamo fatto uno sforzo di provare a immaginare altro. E quindi cosa diciamo? Provo ad andare veloce su alcuni punti nodali. Parliamo del fatto che siamo all'interno di una crisi dell'iperglobalizzazione e quindi dell'egemonia statunitense. Siamo all'interno quindi dell'emersione, di un processo di emersione di un mondo multipolare, dove ci sono nuovi attori che stanno anche cercando di costruire rapporti proprio per rompere l'egemonia americana. Noi ci schieriamo con questa emersione del mondo multipolare, con l'idea di un mondo plurale che rompe con un'egemonia statunitense che ha fatto solo danni a livello globale e che a noi ci ha comportato tanto anche in Sardegna. Siamo all'interno di una crisi politica, economica e morale dell'Occidente nel suo complesso, una crisi che vede la cartina di tornasole il dramma che sta succedendo in Palestina, dove siamo tutti in qualche modo complici.
E questo mondo multipolare che cosa ci dice sostanzialmente? Che sempre di più i processi di sviluppo capitalistico vedono da un lato chi si dota di strumenti per praticare il cosiddetto capitalismo politico, e parlo dei grandi paesi egemoni, anche informazione, e tante realtà che sono in progressiva fase di periferizzazione che invece svolgono un ruolo subalterno nel mercato globale. E anche noi siamo in queste realtà, perché stiamo scegliendo la parte sbagliata della storia del XXI secolo. E quindi oggi c'è un punto. Il Novecento diceva alla sinistra la conquista dello Stato, ai movimenti dell'autodeterminazione il fare lo Stato. Noi pensiamo che queste due istanze siano ormai non esaustive, perché lo Stato è stato destrutturato e ristrutturato da questi meccanismi globali della globalizzazione, del capitalismo, che ha riformato lo Stato, il suo ruolo, gli ha tolto anche sovranità, e pensiamo che bisogna pensare a un superamento dall'alto e dal basso degli Stati nazionali, soprattutto in Europa, a delle autonomie più forti a livello nel basso, confederate fra loro, e a strumenti di politica comune sul welfare, sui salari, per rompere il dumping, per rompere quelle differenze che ci sono fra paesi che tanto hanno conformato questa Europa così giusta e così sbagliata, insomma, purtroppo in questi ultimi 30 anni. E per questo quindi siamo per un ripensamento, lo diciamo nella nostra azione, più poteri nel basso e più alleanze intercontinentali, anche fra movimenti politici. Siamo aperti a questo. Siamo all'interno di un ciclo reazionario, pauroso, un ciclo di regressione dei diritti, di attacco ai diritti delle persone. E quindi oggi, di fronte a questa torsione autoritaria, serve il terreno della lotta per la democrazia, una democrazia radicale, è il terreno principale dell'azione politica, degli spazi di tenuta di democrazia, è il terreno principale che ci impegna ogni giorno e che ci rende fratelli, tanto con i palestinesi in lotta quanto con tutti i popoli che oggi stanno combattendo. Quindi qua lo sguardo globale. La Sardegna vive una marginalità politica ed economica, nuove forme di dipendenza che con il combinato disposto del regionalismo e del premierato andrebbero a cristallizzare le disuguaglianze territoriali nord-sud e isole ovviamente che si sono create. E noi però diciamo insomma, che di fronte a questo combinato possiamo giocare una partita diversa. Diciamo che possiamo, nella nostra storia, rifiutare l'idea che siamo una zona di sacrificio, una piattaforma per economie estrattive, per nuove economie estrattive sull'energia, sul turismo, dove i sardi giocano un ruolo di comparse, dove noi non esistiamo, anzi è meglio che ci estinguiamo, per essere il paradiso di chi viene a sciacquarsi il culo d'estate. Noi pensiamo che ci sia altro rispetto a questo, altre forme di economia, altre forme di visione politica per la nostra terra. Che fare? Di fronte a questo? Passare, restare sulla difensiva, piangerci addosso, parlare genericamente, oh siamo un'isola, siamo sfigati. No, l'insularità per tante isole non è una sfiga, anzi ci fanno la fortuna e sono anche in crescita demografica. O invece riimmaginare i nostri poteri, costruire delle visioni complessive, radicali, che vadano a toccare i punti strategici per il futuro. L'orizzonte strategico quindi è un orizzonte che non è per la difesa dell'esistente, ma per un suo superamento, e parte innanzitutto da più poteri su tutti i campi, attuare lo statuto in diverse forme, le norme di attuazione, una legge statutaria, e andare verso una riscrittura dello statuto attraverso l'elezione di un'assemblea costituente, non chiusi nelle segrete stanze di via Roma, non con semplici audizioni, ma aprendo l'idea che serve un congresso del popolo sardo per riscrivere lo statuto, tutti insieme, con tutte le anime che ci sono nella società sarda, per le tante anime che sono escluse anche dal Consiglio regionale. Nuovi poteri che si fa quindi con l'emersione di una nuova soggettività politica sarda. Il popolo sardo per noi non è un dato naturale, è un dato storico-politico che si costruisce con quella che gli inglesi chiamano agency, con l'idea di trasformazione, di presa di parola. Noi esistiamo in quanto popolo quando
affermiamo la nostra differenza. E quindi quello statuto che, non lo dico io, è stato definito da tanti studiosi come un'anatra zoppa, deve riempirsi di nuove leve, della leva della differenza geografica, linguistica, della leva del potere che ci è dovuto per la nostra differenza culturale e storica, per ciò che abbiamo subito, e via dicendo. E quindi questo dobbiamo fare in un quadro euro-mediterraneo, lottando per la costruzione di una nuova autonomia strategica a livello europeo, perché che vada verso un orizzonte di un'Europa che si apre ai popoli senza Stato, un'Europa che va a essere più giusta socialmente, un'Europa che quindi va ricostruita dalle fondamenta, con un superamento, come dicevo prima, dal basso e dall'alto degli Stati nazionali per come li abbiamo conosciuti. E solo questo per noi è il modo di affrontare la fase post-democratica che stiamo vivendo, perché è vero che c'è una torsione post-democratica nelle nostre democrazie, questo lo vediamo in tutti i settori della nostra vita sociale, politica e civile. E quindi di fronte a questo ci apriamo ad alleanze intercontinentali, ad alleanze per appunto politiche con gruppi europei, con chi oggi lotta con una visione simile, non per forza uguale, plurale come la nostra. Chi vogliamo rappresentare? Anche questo siamo molto chiari. Noi non rappresentiamo chi di questa terra ha fatto la fortuna senza lasciare nulla, lasciando briciole, inquinamento. Quello non è il nostro popolo. Noi non ci interessa l'essere di tutti e per tutti, noi ci interessa di essere per la maggioranza dei salvi, per chi lavora, per chi oggi si abbrogli con la casa, con i affitti, per chi ha problemi nel corso della vita. Quella è la soggettività che si deve fare classe dirigente. Quello è la promessa mancata, diciamo, quello che non è riuscito a consegnarci il Novecento, le lotte che sono fallite. Noi siamo figli siamo un ritorno al futuro, di quel blocco sociale che non è riuscito a farsi classe dirigente e che è rimasto invece ai margini e che è rimasto, come dire, soggiogato da un'elite sempre meno legittimata democraticamente, ma che ha immenso potere finanziario, che ha un immenso potere di assorbimento clientelare. Quelli sono i nostri nemici e non abbiamo paura di dirlo, perché le persone hanno bisogno di parole chiare, non di accomodamenti, ma di parole chiare, una volta tanto, perché la nostra isola è una terra che domanda radicalità e pragmatismo. Questo domanda, non accordi a ribasso e mediazioni. E quindi rispetto a questo noi siamo di una parte, non per tutti, e lo facciamo come? Con una nuova forma di organizzazione. Questo è un altro elemento del documento politico che oggi abbiamo approvato. Un'organizzazione sostanzialmente che si interroga su nuove forme dell'azione politica, superare il fallimento del militante testimoniale, superare il fallimento dell'influencer, ma anche l'influencer cambia la realtà, superare l'idea che basti essere amministratori bravi per trasformare la realtà. No, bisogna costruire leadership diffuse sui territori, bisogna costruire un militante, un attivista che sia un organizer tecnicamente, un organizzatore di comunità, perché le comunità nei nostri contesti sono da ricostruire, perché le comunità sono frammentate, quindi ci vuole un'immaginazione comunitaria, perché la nostra isola è sempre stata fatta di comunità. Noi siamo quelli delle comunità, un'isola plurale, quindi siamo quelli del mettersi in cerchio, del costruire pensiero collettivo, del farlo in maniera armoniosa, del farlo con accoglienza. Ci interessa questo, una riforma dell'organizzazione che ha un sacco di idee, proposte, ma il tema è sostanzialmente favorire l'emersione di quello che Gramsci chiamava un intellettuale collettivo. Non ci si pensa più, oggi si pensa che la politica sia fatta soltanto dai signori delle preferenze. Noi vogliamo sottrarre l'idea della politica fatta dai signori delle preferenze e restituirla a quelle maggioranze piene di competenze, giovani che sono qui, che stanno investendo, che stanno provando a fare famiglia, che stanno provando a costruire un futuro in questa terra. Chi vorrebbe tornare? A tutti loro, le voci, chi è rimasto senza voce. E lo vogliamo fare quindi con l'idea di una classe dirigente che non si lascia comprare. Il politico che ha 20 anni di storia ti fa, come a me è successo,
ti dice ti metto capolista e tu entrerai in consiglio regionale. Cosa è quindi? E quindi cosa cambia se non c'è una forza collettiva alle spalle? Se non hai un disegno, un intellettuale collettivo alle spalle? Nulla cambia. Forse mi compro la macchina. Ma noi non abbiamo bisogno di queste persone. Noi abbiamo bisogno di persone che stanno dentro un orizzonte comune. Un orizzonte che non è il partito. È un'idea di movimento che sa approfondire, costruire una visione. E quindi abbiamo bisogno, come ascoltando una volta una presentazione, non di capi, ma di dirigenti tutti importanti, ma nessuno insostituibile. Deve essere un ecosistema che viaggia senza il bisogno del capo. Questa è la grande scommessa che ci anima da 3 anni e che forse dopo una sconfitta elettorale ritrovarci qui così numerosi con 50-60 tesserati che oggi non sono potuti venire per diversi motivi, anche perché sono fuori dalla Sardegna, penso che sia già, come dire, un messaggio di speranza un po' per tutti noi. E quindi vogliamo radicarci arcipelaghi di gruppi territoriali, una scuola annuale di formazione politica, una comunicazione strategica multicanale che ci porti ad avere il nostro medium, che ci permetta di lottare all'interno del senso comune. Non è possibile che il senso comune venga fatto soltanto da alcuni giornalai e da alcuni influencer che danno un'idea di santità retrograda, un'idea di santità conservatrice. Noi vogliamo una santità globale, una santità aperta a processi di identificazione, una santità nuova che sappia sognare, dare un futuro di apertura. Quindi una lotta enorme sul terreno culturale che dobbiamo fare. E quindi la proposta, e vado verso gli ultimi parti dell'intervento introduttivo, è quella di fare una chiamata nuova. Prima abbiamo fatto 3 anni fa una chiamata sostanzialmente aperta, oggi nominiamo un po' di più alcuni frangenti della società sarda che ci interessa chiamare. Vogliamo chiamare in causa il sardismo diffuso, come lo chiamava Mario Melis, un sardismo che non è che anche fuori dal partito, dai partiti esistenti, un sardismo che nelle lotte, nell'idea che venga prima, che la Sardegna viva un rapporto di subalternità che debba avere nuovi poteri, che si debba reinventare. Vogliamo chiamare in causa il civismo diffuso, il buono civismo delle liste civiche che si impegnano, che progettano, nonostante tutte le difficoltà. La sinistra frammentata e delusa dalle troppe sconfitte e dai troppi tradimenti che ci sono stati, perché questa è la verità. I comitati, le singole persone, le forze autonomiste, indipendentiste, e dirci guardiamoci in faccia. Abbiamo un'incredibile opportunità, con metodi nuovi, con delle forze nuove. Abbiamo lo spazio politico, volendo, enorme in questa terra. Questa terra domanda ogni giorno l'emersione di una forma di organizzazione di questa diffusa volontà di potere, un potere come verbo, non come sostantivo, un poter essere, un potersi curare, un poter studiare e poterlo fare con una classe dirigente che ti rispecchi finalmente, una classe dirigente che dia forza alle tue idee. Bene, è lì che stiamo andando. E quindi la proposta è qua, colgo la palla al balzo di fronte alle forze qua che ringraziamo con tanto piacere per essere riusciti a venire, per aver riconosciuto questo spazio, è quello di costruire assieme, di trovarci a costruire assieme una piattaforma aperta, capace di attrarre giovani, amministrazioni, singoli, e con incontri, discussioni tematiche, con la costruzione di media autonomi, guardare ad altre esperienze europee per capire anche come muoverci. Noi dobbiamo fare questo perché non c'è più tempo, perché c'è un'urgenza storica di farlo questo, di trovarci. E quindi serve l'idea di un movimento federativo di secondo livello, che poi superi anche le forze esistenti, le forze promotrici. Lo dico senza problemi. Sardegna chiama Sardegna, non vuole continuare a vivere per bellezza, per stare a posto con la nostra coscienza. Noi, se domani si realizzasse uno spazio più largo, aperto, siamo pronti ad abbandonare i simboli, a costruire qualcosa di davvero che sia utile, perché la politica non si fa per stare bene con noi stessi, forse una parte sì, ma in larga misura si fa per trasformare la realtà.
Quindi è una missione più grande questa che quella che abbiamo. E quindi abbiamo in testa e siamo fortemente convinti di una straordinaria opportunità, di una nuova categoria, mettiamo all'agenda, una categoria nuova che deve riempirsi di contenuti, l'idea di un sardismo democratico. Perché? Sardista perché? Perché è legato a storiche battaglie per la trasformazione sociale e una risposta sui poteri della questione sardo, perché è un'eredità storica di note diffuse, non solo, ribadisco, del partito, che in certi frangenti storici ha certamente avuto un ruolo importante nella nostra terra, ma il tema più grande per noi è non essere affiliati alla nostalgia. La nostalgia ferma, la nostalgia è un qualcosa di improduttivo sul piano politico. Il tema nostro invece è inventare un ritorno al futuro di quel movimento che era osservato con attenzione da Antonio Gramsci, perché univa i pastori, i contadini, perché c'era bisogno di costruire per l'appunto un'alleanza con il Partito Comunista nel 1924 per costruire la Repubblica Federale socialista in Italia. Questa era la proposta di Gramsci e noi sostanzialmente a distanza di 100 anni da questa proposta sostanzialmente stiamo calcando le stesse, con nuove grammatiche, con nuove idee. C'è l'idea di una forza di massa, di una forza sardocentrica, di una forza che sappia interpretare le istanze sociali dell'isola e darle una prospettiva di trasformazione di governo. E quindi radicata nei contesti sociali, produttivi e culturali dell'isola. Sostanzialmente attualizzare e dare forma a un pantheon ideale che va da Giui, passando per Gramsci, passando per Simon Mossa, passando per Mariana Bussarai, passando per anche Michelangelo, passando per tante persone che in qualche modo hanno dimostrato che in Sardegna c'è un'anomalia forte dello scenario politico e che va riconosciuta e che noi siamo i primi a doverci credere in questa anomalia e renderla normalità e dire che ce la possiamo fare a costruire forza che incide, che cambia la storia di questa terra. E quindi questa idea è chiama una progressiva conquista di una soggettività storica, dei gruppi sociali maggioritari sardi. E il farsi del popolo, prima ancora del farsi dello Stato, attenzione a questo passaggio, è il farsi della soggettività storico-politica, prima ancora dell'idea che lo Stato sardo possa essere la panacea di tutti i mali. Come ho detto prima, può essere un'idea che è anche superata dalle trasformazioni globali e quindi serve un'idea di superamento dal basso e dall'alto degli stati nazionali con forti autonomie confederate tra loro e tanto altro. Non è il caso di approfondire ulteriormente. Il tema è l'autonomia integrale, sempre accezione di Gramsciana, l'idea di un popolo-stato che si fa soggettività, che si fa storia. Democrazia perché? La democrazia, per quanto ci riguarda, è una restituzione di potere ai singoli e alle comunità. È una democrazia radicale, è una democrazia economica, perché noi proponiamo un forte investimento sul dove, cosa e come si produce in Sardegna, su una regione che si faccia davvero dirigente di nuovi processi produttivi, di industrializzazione leggera, legata ai contesti all'agroalimentare, all'erboristico, ai contesti produttivi dell'isola, alle sue potenzialità. Noi non siamo destinati esclusivamente al turismo, possiamo fare tanto altro. Proponiamo un patto per il buon lavoro, proponiamo di rafforzare la pubblica amministrazione con nuove figure, project manager, animatori territoriali, non relegare questo alle società di consulenza che mangiano sui comuni, ma farlo attraverso il pubblico che diventa attore, che diventa determinante. E ovviamente anche democrazia energetica. Vogliamo rafforzare la base produttiva esistente, perché qui in Sardegna bisogna produrre, non si può vivere di rendita o, pensare che bisogna aspettare l'estate per vivere, come qualcuno ci vorrebbe convincere. Qui si può produrre, dobbiamo essere convinti di questo. Una democrazia cognitiva, come diceva Edgar Morin, perché soltanto con l'idea di una istruzione di
di massa, un'idea di un'istruzione alta per tutti, si possono rinnovare i processi produttivi, si possono fare nuovi prodotti, si possono costruire un nuovo tessuto democratico. Noi pensiamo che le scuole e le università possano fare tanto in tal senso, una legge quadro sull'istruzione, un diritto allo studio diffuso, perché il calo demografico è un'opportunità in questo senso. Noi possiamo dare istruzione gratuita per tutti, dal nido all'università in Sardegna, se ci fosse una politica seria. Dobbiamo perseguire questa strada. È una democrazia linguistica, per dare spazio alle lingue di Sardegna, poterle parlare ovunque, in ogni contesto pubblico, avere un nuovo piano di politica linguistica. È una democrazia culturale, sociale, sanità, trasporti, cura, invecchiamento attivo, la grande sfida dei prossimi decenni, con un nuovo ruolo del pubblico, anche in tal senso, e del terzo settore. Una democrazia dei generi, una democrazia per abbattere le differenze, per dare a tutte la possibilità di poter vivere liberamente, di superare queste disuguaglianze profondissime di genere che si trasformano in violenza quotidiana. Una democrazia politica, perché votare ogni 5 anni non è democrazia. Serve cambiare certamente la legge elettorale, ma servono nuovi meccanismi di partecipazione costante alle decisioni, dalla basso fino all'alto. Una democrazia ecologica, perché non siamo soli qua, perché bisogna ricostruire un rapporto fra umano e natura, e la Sardegna è ricca di una bellezza e di una giustizia ecologica che noi dobbiamo provare a fare con i patti per il territorio, con i custodi del territorio e del mare, e via dicendo. Quindi vado verso la chiusura davvero. Il sardismo, in questo senso, questa idea di sardismo democratico, è un'idea densa di inclusività, di apertura, è un'idea densa di apertura ai soggetti che sono stati sempre esclusi dalla partecipazione politica, che hanno sempre faticato, le donne, i giovani migranti, molto spesso sui quali si parla per loro e non si parla con loro, non si fa parlare loro, non si costruiscono spazi in cui possono parlare. Noi abbiamo provato a praticare radicalmente questo e non a caso abbiamo anche invitato le forze politiche se ce la facevano, a intervenire con figure femminili. E abbiamo fatto questo perché pensiamo, insomma, che serve veramente avere un'idea nuova, un'idea attrattiva. E siamo chiari, questa idea non deve far sconti né alle rendite parassitarie esterne né a quelle interne. Non ci sono alleanze di sorta possibili con gruppi contuali di potere, come ho già detto all'inizio, che sostanzialmente rischiano di farci fare al massimo una rivoluzione passiva, fare dire tutto per non cambiare nulla. Qualcuno, insomma, che voleva cambiare tutto per l'appunto e che è entrato nei palazzi, possiamo dire che ha tradito molte delle aspettative. E in questo quadro, quindi, la nostra, e ci tengo a dire questo, a dirlo con forza, non è una visione del movimento per, ribadisco, un movimento per fare movimento, per fare gli innovativi e fare i giovani, perché non siamo solo giovani, fortunatamente, che è così, gli piace fare. Noi andiamo al governo, noi andiamo a costruire una prospettiva che vada a colpire il sentimento diffuso in Sardegna, un sentimento disponibile, se c'è una proposta credibile, una proposta pragmatica, competitiva e non di testimonianza, noi andiamo a quello e non ce ne vergogniamo. Vogliamo convincere le persone che possiamo andare, magari non fra 3 anni, ma fra 10 anni sicuramente noi saremo competitivi. È una strada lunga, una strada che ci comporterà tanti sacrifici ancora. Per questo tutti siamo importanti, ma nessuno indispensabile. E sappiamo di interpretare una volontà diffusa che però deve farsi soggettività. E chiudo facendo un appello a chi interverrà dopo, a chi ci sta ascoltando, perché questo pomeriggio sarà pubblicato sui nostri canali, a chi fa parte del mondo, diciamo, dell'autodeterminazione, dico questo: apriamo ponti di discussione e convinciamoci di una cosa: non c'è possibilità di avere nuovi poteri se non si è radicalmente dalla parte della maggioranza e dei suoi interessi.
di chi oggi deve affrontare il costo della vita, e quindi se non si è radicalmente per politiche redistributive, se non c'è questa congiunzione, non si va da nessuna parte. Ai mondi della sinistra dico, essere di sinistra oggi in Sardegna significa avere a cuore il fatto che non conta soltanto poter restare e fare ed essere, come dire, ottenere strumenti di benessere, ma il benessere senza la possibilità di decidere qui che cosa fare è nullo, è un'illusione. Essere di sinistra significa essere anche per l'autogoverno, per l'autodeterminazione. Questo è il punto. Questo è il punto. Perché, e non sto dicendo nulla di nuovo, la storia del socialismo e del comunismo a livello dalla fine dell'Ottocento passando per il Novecento parla tanto di queste parole, parlava dei consigli di fabbrica, parlava di forme confederate, parlava di tanto. Perché si ha paura di questo? È una paura insensata, vuol dire più democrazia, più partecipazione, più prossimità del governo, e vuol dire non chiudersi in un'ottica provinciale, ma avere un'idea globale. Noi siamo provinciali, se continuiamo a sentirci periferia di Roma, questo sì che significa essere provinciali. A chi ci sta ascoltando ha creduto nel Movimento 5 Stelle, spinto dall'idea che potesse affrontare l'annosa questione morale che continua a essere un segno della democrazia italiana del dopoguerra ad oggi, l'idea che ci sia comunque un pezzo di elite, di corruzione, l'idea di una volontà di trasparenza. Dico, guardate, noi sardi siamo persone un po' strane talvolta, però siamo quelli che guardano più all'esempio che alle narrazioni del cambiamento. Ci piace vedere che le cose si fanno, non che le cose vengono narrate e che si racconta il cambiamento per non cambiare nulla. Abbandonate la narrazione, venite a fare. Dico agli amici, a chi ha creduto nel Movimento 5 Stelle, venite insieme a noi, a fare con noi, a credere che sia possibile dare spazio alla maggioranza delle persone con questi metodi, con questa visione, che è una visione di giustizia sociale, una visione aperta al futuro. A chi oggi è deluso, è devastato dalle sconfitte, a chi ha attraversato movimenti di diverse formazioni, diciamo questo, che si può, c'è sempre, la storia cambia sempre, se no non la studieremo. La storia cambia mettendosi in gioco. Quando è l'ultima volta a queste persone che avete votato felici? Chissà quando è stata. Quando è l'ultima volta che non vi siete curati il naso votando? Quando è l'ultima volta in cui avete deciso di credere in un progetto? Bene, allora forse datevi una possibilità, perché la storia non finisce mai. Aveva sbagliato chi aveva preconizzato la fine della storia. Guardate dove siamo, in che fase politica mondiale siamo, rischiosissima, ma se vince un'altra idea di giustizia territoriale, forse non sarà così tanto rischiosa. A chi, e chiudo, oggi pensa che chi ci guarda dalla finestra, chi ancora non si è avvicinato, ribadisco, noi non siamo nati per chiuderci, per irrigidire, per avere un'idea chiusa di movimento politico, ma siamo uno spazio poroso, siamo una barriera corallina, siamo un ecosistema, siamo questa cosa qua. Noi siamo il più bello, vorremmo essere il più bel canto corale che la storia politica di questa prima fase del XXI secolo abbiamo avuto in Sardegna. Buon congresso a tutti e tutti. Grazie Danilo, emozionante come sempre, bravissimo. Allora, è il momento di votare il documento politico, quello che abbiamo discusso tutti insieme fino a questo momento.